Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro Magnetto Veneziano in cui oggi parleremo delle persone solitarie, delle persone sole e delle persone che hanno costruito una galassia. Perché questo? Perché sempre più spesso sento persone che si sentono sole in mezzo a tante altre e poche persone che sono solitarie e non hanno tanti amici, ma non sono soli. E poi ci sono quelle persone che voi ogni tanto incontrate sui social che mettono una foto del partner dicendogli tu sei la mia vita, sei il mio mondo. Magari nell'anno hanno già avuto tre mondi e praticamente nella loro vita hanno costruito una galassia. Sono persone che principalmente saltano da un posto all'altro caricandosi di scie energetiche diverse e poi chiaramente un giorno avranno sicuramente qualche problematica. Allora, guardiamo un po' il discorso di persone che sono in mezzo a tante amicizie, ma sono sole. In altre parole, loro pensano di avere dei contatti umani e i contatti umani ci sono, ma a livello vibrazionale proprio non ci sono. E sono praticamente magari anche invidiati da altri che sembra che abbiano tante amicizie, ma nella realtà sono soli. E lo sentono bene loro questo buco, proprio perché poi seguono le mode, seguono modi di vestirsi, vogliono essere sempre al centro dell'attenzione, insomma, vogliono essere l'ombelico del mondo. E poi ci sono quelle persone invece che sono solitarie, ma non sono mai sole, perché dentro di loro hanno tutto quello che gli serve per sopravvivere. Sono anche le persone che generalmente non spendacchiano, vivono tranquillamente la loro vita e stanno bene come sono. Invece ci sono quelle persone invece immerse in, come si suol dire, tantissimi mondi, ma poi alla fine sono persone sole, sono, non dico dei dannati perché il Marietto non dice queste cose qua, ma diciamo che c'è una pecca nel meccanismo, vuoi per il karma, vuoi perché sono state educate in modo sbagliato e via dicendo. Allora, per quelle persone che sono o si sentono soli, ma non sono solitari, perché appunto vi ho spiegato, ci sono i solitari che magari viaggiano sempre soli, no? Ma non si sentono soli. Stanno bene nel loro mondo. Invece ci sono quelle persone, come ho spiegato, che continuano a pubblicare foto di partner scrivendo tu sei il mio mondo. Hanno già cambiato in un anno 3, 4, 5 mondi e praticamente si stanno costruendo una galassia. E queste sono le persone sole. E infatti alcune volte mi contattano alcuni e anche se vivono al lavoro, hanno tante, tra virgolette, amicizie, hanno tanti mondi, però fondamentalmente si sentono soli. Quindi cerchiamo di mettere a fuoco la situazione. Il primo circuito che il vostro Maglietto vi vuole consigliare chiaramente è questo, quello di lavorare su se stessi. Quindi prendete questo circuito. L'ape, ve l'ho già spiegato, è uno degli animaletti, insetti, chiamatelo poi come volete, che lavora per l'essere umano, per il mondo eterico umano. Mettete, come si suol dire, un intento col vostro nome, cognome e data di nascita, e mettete un intento in modo che incominciate a cercare quello di cui avete bisogno per riempire questo buco, ma quello che avete bisogno realmente, che è la strada per la verità. Poi quindi prendete il vostro ciondolo, il vostro pendaglio, pendolo, e lo fate girare in modo orario, in modo che questo circuito vitalizzi, enfatizzi il vostro intento e lo faccia entrare nel mondo eterico delle api che lavorino per voi. Questo serve per cambiare interiormente, cercare un equilibrio interiormente, capire la differenza fra solitario, uno può essere solitario, ma mai solo, e c'è gente che è immersa
in tantissimi mondi, diciamo così, a tantissimi mondi, si fotografa con tantissimi mondi e poi costruisce una galassia, ma sarà sempre solo. Fatto questo, un altro circuito che il vostro Marietto veneziano ultimamente ha dato con il Zegà dell'umanità è questo circuito per unire una coppia in modo spirituale. Questo perché? Perché quando una persona si sente sola, ma non solitaria, perché solitaria può essere sola anche, ma mai sentirsi sola. Questo serve per attirare anche la persona ideale, l'anima gemella. Quindi mettete il vostro nome e cognome qua, l'intento e qua lo lasciate vuoto o viceversa. Mettete nome e cognome, date il vostro testimone, l'intento di conoscere una persona che non vi lascerà mai solo, una persona che non è il vostro mondo, ma è la vostra controparte animica. mm? Fate questo, li lasciate decantare fin quando non avete raggiunto l'obiettivo. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e al prossimo pippone. Grazie e alla prossima. Ciao.